sull'Asina Italia. Luigi mi dice che è tutto ok? Siamo pronti per la prima batteria del secondo paio di rioni di Vignano Florino. Un grosso applauso di incoraggiamento. Gabriele. Partiti. Ci vuole un po' per prendere tensione, un po' l'accelerazione. È partito un terzo concorrente che non è stato, ecco, è stato riafferrato. Avanti. No, perché al contrario di quello che uno crede, l'asino è un animale intelligentissimo e bisogna di fidarsi di quello che cammina, ecco perché non cammina, non è perché sia testardo come uno crede che sia testardo. Deve avere un po' confidenza, fiducia, vedi? Forza da critica in prima posizione per il momento, e invece Gianluca Dante è sceso e spinge l'asino. Va bene uguale, non ci sono regole, va bene uguale, non perde l'asino. Scende anche da credi. Forza! Oh, Lissa! Facciamo un po' di incoraggiamento, su! Un applauso! Dai! Ricordo ai concorrenti che devono comunque finire la corsa, per essere valida devono arrivare forza, conduce Gianluca Dante alla cavezza, va bene uguale. Ecco, sembrava che si preparava al sorpasso per prima, invece no, è stato un momento di... Andiamo! E un applauso, facciamolo ugualmente a Gianluca Dante, Vabbè, non conta il mezzo, poi alla fine il risultato, no? Un grosso applauso anche a Italia, l'asina di Gianluca.